Eccoci di nuovo qui, ragazzuoli. Piadaroli, vi è piaciuto quando vi ho chiamato Piadaroli? È stato bello, vero Macchino? Te che sei già bello attivo. Dai, i miei Piadaroli, ci sta bene. Te Grande Piada. E tu cosa sono? Un saluto Gondolatori? dal comendone veneziano Vabbè, comunque, ci un saluto mancherebbe dal commenta da... veneziano senza voce. Senza senza voce, voce. veramente. Mi ha urlato troppo Dio dietro. mio. Vedi cosa succede dopo. Eh, Allora, noi eravamo arrivati l'altra volta che praticamente adesso, vedete, io non ho fatto molto mentre era il turno di Marco praticamente, quindi adesso andiamo nella mappa e vi spiego un po' cosa ho fatto, praticamente un cazzo, però comunque ve lo spiego lo stesso. Andiamo. grande Piadinona. Ed eccoci qua, allora, praticamente io non ho fatto un cazzo l'altra volta, perché qui c'ho un clan che... qui c'ho un clan che mi è rimasto... mi è rimasto nemico, perché era alleato dei rombi verdi. Io, visto che devo sbarcare, qui circa, in questa zona qui, adesso scelgo dove mi conviene, insomma, Bella, senza bella, di... bella zona. senza di... appunto, perché sono mica patacca, mica ti vengo a dire a te dove vado, scusa. Sì, E... ma nell'altro video ti lamentavi che io non dicevo niente, però scorrettone che non sei altro. Oh, e ti ho detto che sbarco, più di così cosa ti devo dire? Dove, con quante truppe? Cioè, scusa, eh? Eh sì, ma vai in una zona balneare, in una zona non In una turistica. spiaggia per nudisti, va. Allora, Solo al femminile però. Vai, vai. so che te hai paura degli uccelli paduli. Comunque, praticamente mi sono rafforzato economicamente in modo tale da poter supportare un buon esercito con un pochettino di flotta per poter sbarcare. Quindi adesso anche questi turni qua, i primi, dovrò farmi un pochettino di esercito, un po' di katana, insomma, perché solo con Ashigaru e arcieri vado a fare le pugnette, insomma, nello sbarco in Normandia. Per cui niente, adesso posso controllo un attimo qua. Qua direi che siamo già a posto. C'è Marchino che se la ride. Comunque facciamo un pochettino di Sì. commercio con gente lontana possibilmente, perché non ho voglia di pugnette. Stiamo perdendo tempo Commercia, e onore. Cosa muoviti. volete? Vabbè, quindi tanto perdiamo tempo e onore. Non so perché cazzo vuoi. Comunque vabbè. Tutti bassi, non vogliono commerciare con me. Sto sul marrone tutti. Porco cane. Allora, Sì. C'è con una gli altri. piada andata a male. Con gli altri, appunto. Anche Benvenuti gli nel altri non mondo vogliono dei commerciare. Ma giochi. cosa c'ho? Merda, io che Cosa do? discutere nella speranza di un reciproco profitto? Ma vaffanculo, te e il tuo reciproco profitto. Vabbè, aspetto, è tutto basso, non vogliono commerciare, quindi passo il turno, fanculo. Oh, l'ha fatto. Oh, intanto che Marchino faceva la che fischietta felice e contento, vabbè. Allora, intanto che Marchino faceva, ho messo a farmi un po' di... Sta buono. Mi sono messo a fare un pochettino di katane. Ma sei No, ma simpatico. dai, ma sei una stronza. Sei uno stronzone però. Perché non posso fare le katane? No, solo io l'esclusiva, cacchio. Sì, solo te ci sa muore con katane. Famosi, solo io si mazzo ce li ha. Sì. Andori. Sì, E vedi che sei un Chosokabe perché gli altri, ragazzi, il gli Chosokabe altri combattono sono con un le po' geishe. il Chosokabe. Il Choso. Sei un Chosokabe maledetto. Sei. Va bene, dai, vai. Proviamo. Io non ti ignoro quando fai così, ti ignoro. Allora, fa vedere un pochettino. Merda, ma io devo andare a sbarcare contro un clan che c'ha già 1, 2, 3, 4, 5, 6 province. Cazzo di Buddha, è sesto cazzo, che ti arriva addosso anche a te tra un po'. Sì, va bene. Vabbè. C'è Marchino che canta. Allora, qui ho perfezionato un'altra arte. C'è grande simpatia. Marchino si è fatto una canna stasera. Allora, progressi significativi. Aumenta la velocità con la quale vengono padroneggiate le arti al 50%. Buono. Hai capito, Marchino? Guardia, già fa il figo, no? Sì, sì. Brutto. Sì, che poi mi risparmio un turno, cioè, non è che... Io adesso chiedo scusa per i turni che sto sprecando un pochettino, ma... non ci posso fare nulla io se... Cioè, mi devo un attimo organizzare per sbarcare. Adesso poi dovrò andare contro un clan forte, quindi... Vediamo, insomma, cosa succede. Adesso, non vedrò di fare la battaglia, ragazzi. Voglio distruggere il Piada. Voglio rendere il Piada un fenomeno da baraccone. Eccolo. Quante stecche che ciappo. Meno... Quante stecche che ciappo. Che Dal ciao. Piada. Ma che non è vero, Sì, che ma pensi, niente, dai. raduno la gente. Faccio altro che fare ciò. Cominciamo ad avere un pochettino di corpo nell'esercito.
Poi adesso qualche Vediamo se ascigarro. c'è. Beh dai, con i Mori sono in pace io per il momento, già che sta Ci una dovrò cosa. andare io a sbattere la capocchia. Quindi tu dove sei? Sei a Bizen, Bingo, ma a Rima, dove sei? Ah, da nessuna parte, sono ancora nella mia isola. Ho portato l'esercito dalla Ah, parte vicino. Vabbè, c'era avuto dalla parte opposta l'esercito, quindi tempo di arrivare lì. ok, ok, C'ho mica il ok. trasporto. Ok, qui le... tocca a me. Qui adesso le cose, le ricerche stanno andando da Dio. Fortuna che ho un sacco di app per la ricerca, quindi Medisse Usmor, come si dice da noi. Allora, qui vediamo un po' come si è messi. Allora, togliamo un paio di iari sfigati, tipo tu mi stai sul cazzo, tu mi stai sul cazzo, via. Tu e tu mi siete simpatici, dentro. Fai il Ok, bravo Piero, per non trattare male le tue unità. perché se no cosa fai? Mi devo Allora, prendere e non voglio più bene la piada. questo è impossibile. Lo so. Sto arrivando col mondo adesso, nella terraferma. Ma vuoi fare anche una battaglia oppure no in questo capitolo? Se ce la facciamo la faccio. Vabbè, io intanto mi avvicino con la nave, perché tanto non posso sbarcare subito nel turno che ho caricato le truppe. Per cui direi che intanto vado avanti a truppare un pochettino. Ah, qui aspetta che qui mi faccio un monaco. Eh, una vita di illuminazione, se mica una lampadina. Allora, intanto stai nell'accampamento. Qui andiamo avanti a reclutare, tanto di soldini ne ho, così almeno mi faccio un esercito secondario. Minimo. Questi qua me li sposto qua giù e via. Qui adesso mi stai facendo questo. Andiamo avanti nel militare, voglio le frecce infuocate. A posto, questo turno passo, dal prossimo comincio a essere cattivo. Allora, questo è il grande momento. La, Vai! la resa dei conti con sti pirloni. Ah, ma hanno appena conquistato una città, buono. Facciamo uscire anche, l'ho scoperto, gli argentini. Ah, ma non mi posso muovere, benissimo. Cioè, proprio inutile, cioè nel senso, proprio fanculo. Sti agenti possono scendere almeno loro. Boh. Vabbè. La piada è un po' in difficoltà, ragazzi. No, è che non capisco perché... Cioè, un turno solo per sbarcare. E ho fatto la cappella di non mettere la registrazione, scusate. Comunque, c'è una battaglia navale tra i Mori e me, e Marchino si è preso le truppe dei Mori, sono 6 cobaie con Sì, arcieri. c'è da dire che io ragazzi non ho mai fatto in vita mia una battaglia navale, quindi proprio gioco, vado per intuito perché non ho mai giocato, spero di fare comunque una bella figura. Ma la farei sicuramente, dai. Grazie Piada. E qua, ti dico, in ogni caso comunque sono tranquillo, perché anche se perdo male, però visto che devo andare anch'io contro i Mori, tra un po', se i Mori perdono tante unità, di certo non mi dispero. Anzi, Su qua vado proprio ragazzi, vado alla cazzo, vediamo cosa riesco a fare. Allora, ma solo Arcerio. sì, praticamente non hai tanta fantasia nelle truppe. Ok. Eh, Oh, io sono pronto. anch'io, anch'io, così si può dire. Vai raga. Mai giocato una battaglia e vediamo cosa... Madonna ragazzi, non so che fare. Io Marchino me ne approfitto, ti chiedo scusa, ma devo vincere senza meno sta battaglia. Vai vai. Nel senso giusto, alla fine non ho mai... Allora, vediamo un attimo.
Ragazzi, sono un attimo concentrato, ma Sì, anch'io non sono molto abituato. non so che cazzo devo fare. Allora, ho tutto in fuga, non ci credo. Io poi urlo, il famoso urlo di godimento. Vai, vai. Fai tutto quello che vuoi, Piada. Sei tu il pro gamer a giochi Ma- navali qua. Che pro gamer. Te voglio qui fare il pro gamer. Beh, almeno una nave te l'ho seccata, è già una soddisfazione. E mi si sono incastrate queste coglione. Oddio. Non mi piacciono tanto le battaglie navali, però sinceramente. Sono un po' più tattiche forse, non lo so. Tocca stare attenti nella battaglia. Io le vedo proprio statiche, sinceramente. Dipende. Queste sono truppe di merda, per forza, se le fai con le truppe un po' diverse, sono più belle. Sì, ben immagino. Di certo non devi stare fermo con quelle, perché se ti riesco ad arrivare dall'arrembaggio sei avuto. Hai ragione che E adesso ormai te l'ho io rapinato. volevo colpire più che altro una in particolare, cioè almeno eliminartene una almeno te l'ho eliminata. Però Sì, beh, si sono poi arresi, sì. non ho mai giocato. Non ho proprio mai giocato io una battaglia, neanche su Empire, sulle altre, non ho mai giocato. Sì, direi che è andata, dai. Buono. Allora, ne ho catturati due, no. Sì. Loro sono rimasti 4, io ne ho catturate due arcieri, Sì. tanto per cambiare. Bravo, ho fatto il possibile ragazzi, non andavo proprio a caso. Mhm. Ma hai fatto anche bene, cioè avevi solamente arcieri, praticamente, quindi. Sì, va. Va bene, dai, pazienza. Ale, blocco navale dei Mori, adesso cominciano a rompere. Ma adesso tra un po' mi chiede se voglio un generale, tra un po' mi diventa il figlio maggiorenne. Vado a spendere 1000 soldi, 1000 della tesoreria, col ciuppolo. Allora, E il genovese. vabbè, genovese sì. Qui c'è un bivio. Gli prendo sta città. Solo che come non averla. Sei te, piedinone. Solo che come non averla. Questo è pieno d'arcieri, sto rinco. Vabbè. Tanto gli tolgo una città. Bene, andiamo in battaglia. Ma prendo la città, adesso al prossimo turno ovviamente mi metteranno sotto assedio sti stronzi. Però dovrei essere bello bardato. Ok. Occupazione pacifica. Questo è stato un capitolo un po' statico, però alla fine ragazzi è importante per... se vogliamo fare una campagna decente dobbiamo anche avere dei capitoli un attimino più tranquilli. Sì, anche perché dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo, non è che possiamo andare allo sbaraglio. Infatti. Per cui dai, direi che adesso nel Sì, prossimo vedrete molta più azione, anche perché cominceranno più battaglie, più tutto. Per cui non perdetevi i prossimi capitoli, cioè non saranno come questo qua, sicuramente, questi sono stati un po' di assestamento. Quindi direi che possiamo salutare tutti quanti, Marchino, anche i cari nostri amici degli altri canali, Sabladro, Giovanelghe, Salutiamo tutti. Mortes, Viva il Tabladro, John Elgen, Mortes, Jerry Television, tutti quanti, Gerrone Television, tutti quanti. e ci vediamo alla Ragazzi, prossima. Un salutone dal comendone veneziano, viva E la dal, Piada. e dal piadinone romagnolo, tutto, come sempre. anche la figa, come sempre. Ciao ragazzi, alla Ciao a prossima. tutti, ciao, ciao Piedaroli.